Poco il vento, tanto da costringere gli organizzatori a ridurre il percorso alla seconda delle 3 boe previste. Ma come sempre è stata senza dubbio la festa del mare, emozionante fra 1000 colori ed uno spettacolo straordinario. Alla partenza ben 1562 vele. Per la 4ª volta consecutiva ha vinto Esimit Europa 2, che gareggia sotto le insegne dell'Unione Europea. L'imbarcazione, armata dallo sloveno Igor Simčić, ha tagliato il traguardo in 2 ore e 16 minuti. Sono molto fiero dell'intera squadra, ha commentato al termine della gara. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, dato che abbiamo avuto 20 deboli e concorrenti forti. Si sono invece dovuti accontentare del secondo e terzo posto le 2 italiane, rispettivamente TP52 Aniene prima classe e Tutta Trieste. Quarto e quinto posto invece per Mega Energia e Robertissima 3, condotta dal campione di casa Vasco Vascotto. Tanta davvero la gente che fin dal mattino ha cercato un posto per poter ammirare la gara. In prima fila anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che ha detto: ogni barcolana è una storia a sé ed anche questa la rende un evento ogni anno straordinario. Sono felice, ha detto, di aver condiviso questa esperienza con migliaia di appassionati. Poco vento, nemmeno 2 nodi, ma un solo e che ha reso ancora più bella la 45esima edizione della Barcolana. Dopo il poker di ieri, il team di Esimit Europa 2 ha diretto il timone verso la valletta per stabilire un nuovo record di tempo di percorrenza sulla distanza tra Trieste e Malta. La grande festa è continuata per tutta la mattinata con la sfilata delle imbarcazioni davanti alla riva, ammirate ed applaudite dalla gente.